Buongiorno intanto. Io sono qui per 3 petizioni. La petizione 483 del 2007, la 1147 del 2008 e anche la 1472 del 2009. Appunto come rappresentante anche di Alpe Adria Green. Quindi le 3 petizioni riguardano i progetti dei terminali di rigasificazione nel Golfo di Trieste e a Trieste e per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza che vengono messi in discussione da questi progetti. Allora, per quanto riguarda intanto la situazione attuale, faccio presente che si tratta innanzitutto di un progetto di terminale di regasificazione nel porto di Trieste, presentato dalla società spagnola Gas Natural, e un progetto di terminale onshore, quindi offshore, nel Golfo di Trieste, presentato dalla E.ON. Il primo dei 2 progetti è stato, a seguito di recente intervento del Ministero dell'Ambiente italiano, sottoposto a una riapertura del procedimento di valutazione di impatto ambientale per carenze individuate appunto dallo stesso Ministero dell'Ambiente, che peraltro aveva già dato l'autorizzazione al termine della procedura di VIA. È aperta invece la valutazione di impatto ambientale per l'altro progetto, ancora aperta, per il terminale offshore. I punti critici che noi abbiamo denunciato di questi impianti sono rappresentati innanzitutto dalle stesse procedure autorizzative. Allora, il terminale nel porto di Trieste è stato autorizzato in presenza appunto di una procedura di VIA separata, ovvero è stato autorizzato prima il terminale di rigasificazione e con procedura autonoma separata il gasdotto di collegamento alla rete gas nazionale, e questa è una evidente violazione delle normative comunitarie che appunto noi abbiamo denunciato. Il progetto del terminale nel porto di Trieste, di rigasificazione nel porto di Trieste, inoltre è stato autorizzato in assenza della valutazione ambientale strategica, la VAS, necessaria in quanto il progetto rappresentava variante al piano regolatore del porto di Trieste. Ma peraltro il piano regolatore del porto di Trieste non era ancora stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica. Punto comune per questi progetti di terminali di rigasificazione è che riguardano non un paese ma 3 paesi: Italia, Slovenia e Croazia, 2 facenti parte dell'Unione Europea, 1 in procinto di entrarvi. Si trovano nel bacino molto stretto del Golfo di Trieste e dovrebbero comunque essere sottoposti alla valutazione ambientale strategica transfrontaliera, cosa che è avvenuta in maniera non conforme, noi diciamo, alle direttive comunitarie, essendo stata coinvolta la Slovenia solo in fase successiva, e non portando tutti i documenti necessari alla Repubblica di Slovenia per la valutazione di entrambi i progetti. Ci si è trovati quindi in questa situazione e ci si trova tuttora in questa situazione. Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, entrambi i progetti portano ovviamente ad un incremento del rischio della navigazione nel Golfo di Trieste, nella parte alta del Golfo di Trieste. E il progetto della Gas Natural, inoltre, essendo ubicato in pieno porto industriale di Trieste, rappresenta anche un elevato rischio per la fascia urbana e quindi per la città. Quindi doveva esserci una valutazione anche per quanto riguarda il rispetto della direttiva Seveso sui rischi industriali per
in particolare l'impianto nel porto, quindi onshore della gas natural, con consultazione ovviamente della popolazione, preventiva della popolazione. La cosa invece non è stata fatta. La popolazione non ha ricevuto informazioni necessarie per la valutazione di questi progetti, in particolare per il progetto della società Gas Natural nel porto di Trieste. Ma d'altra parte questa assenza, questa carenza di informazione alla popolazione è stata riscontrata anche nell'intera procedura di valutazione di impatto ambientale. Ora, questi progetti, che oltretutto sono illogicamente presentati nel Golfo di Trieste, sono situati a una distanza di circa 15 chilometri l'uno dall'altro e stiamo parlando di due impianti con capacità ciascuno di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Quindi due impianti in un ambiente così ristretto, due terminali di regasificazione, ovviamente sono difficilmente pensabili, eppure i progetti sono in fase di autorizzazione. Questi progetti inoltre portano ad un incremento notevole per quanto riguarda i rischi di attentati che riguardano direttamente la sicurezza sia della popolazione che della navigazione. Questo aspetto è stato messo in evidenza anche in considerazione che nel porto di Trieste è presente, e da 45 anni, il più importante terminale petroli del Mediterraneo, il terminale petrolio della SIOT, che rifornisce l'intera Europa centrale. Il terminale di rigasificazione della spagnola Gas Natural verrebbe a situarsi adiacente proprio al terminal petroli, quindi un incremento di rischio notevole, ma in caso di attentato o di incidente verrebbe bloccato anche il principale terminal petroli del mare Mediterraneo e bloccati i rifornimenti di petrolio per l'Europa centrale. Questi aspetti, ad esempio, non sono stati nemmeno valutati nella procedura di impatto ambientale, ed è una cosa gravissima. Da considerare inoltre che entrambi i progetti porterebbero ad un incremento dell'inquinamento atmosferico e l'area di cui si sta parlando, cioè la regione Friuli Venezia Giulia, è già oggetto di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, è il 2194 del 2008, proprio per quanto riguarda la qualità dell'aria che verrebbe appunto danneggiata ulteriormente dalla realizzazione di questi impianti. E anche questo aspetto, quindi l'incremento dell'inquinamento atmosferico, non è stato preso in considerazione nella valutazione di impatto ambientale. Oltre a questo c'è un altro dato piuttosto rilevante secondo noi. La procedura di VIA prevede che vengano proposti dei siti alternativi. Bene, in questo caso per entrambi i progetti dei terminali di rigasificazione non sono stati proposti siti alternativi, quindi si può realizzare il primo solo all'interno del porto di Trieste, l'altro in mezzo al Golfo di Trieste. Però attenzione, in mezzo al Golfo significa a 400 metri dalle acque territoriali della Slovenia, che subirebbe comunque una ricaduta per le misure di sicurezza che dovrebbero essere garantite alle navi gasiere che approdano al terminale. Un'ultima considerazione, certo molto rilevante, visto che stiamo parlando di un'area divisa tra più Stati e quindi in questo caso le valutazioni transfrontaliere devono essere assolutamente rigorose, e così non è stato fino ad ora, riguarda però direttamente anche la situazione internazionale e lo status giuridico del porto di Trieste e quindi di Trieste e delle acque marittime che appunto del Golfo di Trieste. Allora, come ricordato dalla stessa Commissione europea, anche recentemente con risposta del commissario alla fiscalità nell'agosto del 2012, il porto di Trieste è sottoposto ad uno status giuridico internazionale che è determinato dall'allegato ottavo del Trattato di pace. Ebbene, in base all'allegato ottavo del Trattato di pace tuttora in vigore, il porto internazionale di Trieste è riconosciuto come porto libero, all'interno del quale
non essendo un porto che appartiene ad uno Stato e quindi non appartiene all'Italia e quindi non appartiene ad un singolo Stato, ma a tutti gli Stati del mondo, non possono essere applicate le normative italiane che derivano da quelle comunitarie. Il terminale di rigassificazione onshore nel porto di Trieste, a Zaule, della spagnola Gas Natural, è stato autorizzato ed è in fase di valutazione ambientale in base a normative comunitarie che confliggono con il trattato di pace tuttora in vigore. Grazie. Grazie, signor giurastante. Il signor Codescu della Commissione. Thank you, Madam Chair. Grazie Presidente. Ora abbiamo in corso un'indagine della Commissione europea, già ce ne stiamo occupando da alcuni anni, l'area di Trieste è oggetto di vari studi e varie inchieste. Ora vorrei parlarvi di queste indagini che riguardano varie tematiche. Prima cosa, una nuova indagine pilota che riguarda le modifiche del porto e dell'uso dell'area circostante. Ora non riguarda direttamente gli impianti di rigassificazione, ma riguarda in modo generale i piani per l'utilizzo del territorio e del porto. Si tratta di studi in corso, sono in corso degli scambi, dei contatti con le autorità italiane e pare che le procedure SCA, per quanto ne sappiamo, le procedure SEA siano state avviate dalle autorità italiane per entrambi gli impianti. Stiamo seguendo l'iter. Un punto importante riguarda il fatto che, secondo la direttiva SEA, questa valutazione di carattere generale è obbligatoria soltanto per i piani e i programmi di cui alla direttiva stessa. Perché rientrino nel campo d'applicazione di questa direttiva e si applichino i requisiti VAS, devono essere rispettati tutta una serie di criteri. Ora, né il diritto dell'Unione Europea né la legislazione italiana prevedano un obbligo di utilizzo del piano energetico per questi impianti di rigassificazione, quindi a norma della legislazione attuale non è obbligatorio adottare piani di questo tipo e non è nemmeno obbligatorio elaborare un VAS per per gli impianti di rigassificazione. Come dicevo all'inizio, le autorità italiane si stanno occupando della VAS per il territorio generale di Trieste e per il piano relativo al porto. Per quanto riguarda la direttiva Seveso, si tratta di un altro studio in corso, c'è anche una procedura di infrazione chiusa lo scorso anno e si tratta di un studio di carattere più generale che riguarda l'applicazione della direttiva Seveso agli impianti esistenti nella zona di Trieste, quindi non per gli impianti di rigassificazione perché ancora non ci sono in quanto progetti non esistono ancora. C'è un nuovo studio pilota condotto relativamente all'applicazione dell'articolo 8 effetto domino per tutti gli impianti esistenti in questa zona. Noi abbiamo ottenuto delle repliche supplementari dalle autorità italiane che stiamo valutando, che valuteremo, ed è importante, e vorrei segnalarlo, che per il momento questo non riguarda gli impianti di rigassificazione perché non c'è ancora alcuna autorizzazione rilasciata per nessuno di questi impianti. Pertanto non sono oggetto di questo requisito che stiamo studiando invece per altri impianti già esistenti nella zona di Trieste. Ora, per tornare agli impianti di rigassificazione e gli studi già in corso, è un pilota che è stato avviato nel 2009 e abbiamo il signor Giurasante ricordava che si tratta di 3 impianti.
La situazione è diversa naturalmente per ogni singolo impianto, ma molto rapidamente c'è un progetto onshore di Zaule più avanzato, diciamo, perché la VIA è stata elaborata nel 2009, però non c'è stata alcuna autorizzazione ancora pubblicata o rilasciata per questo impianto, pertanto significa che ancora il progetto non è stato approvato. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dalle autorità italiane, pare che fino a quando non si completerà la procedura di VIA per il gasdotto, quindi il secondo progetto a cui si fa riferimento, non ci sarà. Ora, secondo le informazioni più recenti che abbiamo ricevuto, e questa è un'evoluzione sicuramente positiva, l'autorità portuale di Trieste si sta occupando, come dicevo, della VAS, si sta occupando anche della procedura AIA e in questo contesto l'autorità portuale di Trieste prevede che l'aumento previsto di traffico marittimo nel porto di Trieste potrebbe mettere in discussione l'opportunità di costruire il terminale di Esaule e questo dovrebbe essere tenuto in debito conto nella VIA. Il Ministero dell'Ambiente ha avviato una via supplementare per Zaule. Come dicevo, il decreto è stato pubblicato nel 2009, ma potrebbe essere emendato e modificato alla luce di questa successiva procedura, quindi stiamo seguendo da vicino quanto sta avvenendo. Poi il gasdotto che dovrebbe collegare gli impianti offshore alla rete di distribuzione del gas, non c'è stata ancora l'autorizzazione e la via ancora non è stata completata. Il firmatario ci ha detto che la Slovenia è stata consultata nell'ambito della procedura VIA che, come dicevo, ancora non è stata ultimata. Terza riguarda il progetto offshore, che è simile, ancora non c'è un'autorizzazione e la procedura VIA è in corso, non è ancora stata ultimata. Alla luce della posizione che è stata espressa dall'autorità portuale di Trieste, il Ministero... Grazie. Signor Giura Stante. Il signor Codescu della Commissione. Thank you, Madam Chair. Grazie, Presidente. Ora abbiamo in corso un'indagine della Commissione europea, già ce ne stiamo occupando da alcuni anni, l'area di Trieste è oggetto di vari studi e varie inchieste. Ora vorrei parlarvi di queste indagini che riguardano varie tematiche. Prima cosa, una nuova indagine pilota che riguarda le modifiche del porto e dell'uso dell'area circostante. Ora non riguarda direttamente gli impianti di rigassificazione, ma riguarda in modo generale i piani per l'utilizzo del territorio e del porto. Si tratta di studi in corso, sono in corso degli scambi, dei contatti con le autorità italiane e pare che le procedure SCA, per quanto ne sappiamo, le procedure SEA siano state avviate dalle autorità italiane per entrambi gli impianti. Stiamo seguendo l'iter. Un punto importante riguarda il fatto che, secondo la direttiva SEA, questa valutazione di carattere generale è obbligatoria soltanto per i piani e i programmi di cui alla direttiva stessa. Perché rientrino nel campo d'applicazione di questa direttiva e si applichino i requisiti VAS, devono essere rispettati tutta una serie di criteri. Ora, né il diritto dell'Unione Europea né la legislazione italiana prevedono
un obbligo di utilizzo del piano energetico per questi impianti di rigassificazione, quindi a norma della legislazione attuale non è obbligatorio adottare piani di questo tipo e non è nemmeno obbligatorio elaborare un VAS per per gli impianti di rigassificazione. Come dicevo all'inizio, le autorità italiane si stanno occupando del VAS per il territorio generale di Trieste e per il piano relativo al porto. Per quanto riguarda la direttiva Seveso, si tratta di un altro studio in corso, c'è anche una procedura di infrazione chiusa lo scorso anno e si tratta di un studio di carattere più generale che riguarda l'applicazione della direttiva Seveso agli impianti esistenti nella zona di Trieste, quindi non per gli impianti di rigassificazione perché ancora non ci sono in quanto progetti non esistono ancora. C'è un nuovo studio pilota condotto relativamente all'applicazione dell'articolo 8 effetto domino per tutti gli impianti esistenti in questa zona. Noi abbiamo ottenuto delle repliche supplementari dalle autorità italiane che stiamo valutando, che valuteremo, ed è importante, e vorrei segnalarlo, che per il momento questo non riguarda gli impianti di rigassificazione perché non c'è ancora alcuna autorizzazione rilasciata per nessuno di questi impianti. Pertanto non sono oggetto di questo requisito che stiamo studiando invece per altri impianti già esistenti nella zona di Trieste. Ora, per tornare agli impianti di rigassificazione e gli studi già in corso, è un pilota che è stato avviato nel 2009 e abbiamo il signor Giurastante ricordava che si tratta di 3 impianti. La situazione è diversa naturalmente per ogni singolo impianto, ma molto rapidamente c'è un progetto onshore di Zaule più avanzato, diciamo, perché la VIA è stata elaborata nel 2009, però non c'è stata alcuna autorizzazione ancora pubblicata o rilasciata per questo impianto, pertanto significa che ancora il progetto non è stato approvato. Secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dalle autorità italiane pare che fino a quando non si completerà la procedura di VIA per il gasdotto, quindi il secondo progetto a cui si fa riferimento, non ci sarà. Ora, secondo le informazioni più recenti che abbiamo ricevuto, e questa è un'evoluzione sicuramente positiva, l'autorità portuale di Trieste si sta occupando, come dicevo, della VAS, si sta occupando anche della procedura AIA e in questo contesto l'autorità portuale di Trieste prevede che l'aumento previsto di traffico marittimo nel porto di Trieste potrebbe mettere in discussione l'opportunità di costruire il terminale di Esaule e questo dovrebbe essere tenuto in debito conto nella VIA. Il Ministero dell'Ambiente ha avviato una via supplementare per Zaule. Come dicevo, il decreto è stato pubblicato nel 2009, ma potrebbe essere emendato e modificato alla luce di questa successiva procedura, quindi stiamo seguendo da vicino quanto sta avvenendo. Poi il gasdotto che dovrebbe collegare gli impianti offshore alla rete di distribuzione del gas, non c'è stata ancora l'autorizzazione e la via ancora non è stata completata. Il firmatario ci ha detto che la Slovenia è stata consultata nell'ambito della procedura VIA che, come dicevo, ancora non è stata ultimata. Terza riguarda il progetto offshore, che è simile, ancora non c'è un'autorizzazione e la procedura VIA è in corso, non è ancora stata ultimata. Alla luce della posizione che è stata espressa dall'autorità portuale di Trieste, il Ministero dell'Ambiente italiano ha avviato uno studio
e relativo alla procedura VIA ancora in corso. Questo è sicuramente uno sviluppo positivo perché può tenere conto di tutte le osservazioni che per esempio sono state sollevate dai firmatari. Siamo in stretto contatto con le autorità italiane e ci sarà una riunione che potrà coinvolgere tutti gli Stati membri e anche la Croazia, quindi tutti gli Stati membri interessati da questa questione, una riunione che si dovrebbe svolgere al più presto. Inoltre vorrei segnalare ancora un punto per concludere. Ora, come già segnalato, in ragione del fatto che questi progetti non sono autorizzati, è molto difficile pervenire ad una conclusione definitiva in merito a come e in che misura i requisiti VIA siano stati rispettati, ottemperati. Soltanto quando ci sarà un consenso definitivo per i progetti oggetto della VIA, soltanto a quel punto potremo verificare se gli requisiti della direttiva VIE e soprattutto potremo verificare l'esito della consultazione pubblica e vedremo se sono stati tenuti in debito conto. Nel frattempo naturalmente valutiamo e valuteremo tutte le informazioni che abbiamo ottenuto dai firmatari delle autorità italiane, abbiamo rivolto delle domande regolarmente, frequentemente alle autorità italiane e ci è stato detto quelli che sono stati gli sviluppi. Ma come si diceva anche nella mattinata, la VIA indica dei limiti per l'azione a livello dell'Unione Europea e della Commissione. Quindi, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia Europea, soltanto quando ci sono errori palesi, manifesti di valutazione sugli effetti cumulativi che sono stati citati, soltanto a quel punto si potrà concludere per una infrazione. Ora dobbiamo ricordare ancora una volta che la procedura non si è conclusa, che ci potrebbero essere degli sviluppi importanti, quindi per questo ancora non abbiamo potuto individuare alcuna violazione del diritto dell'Unione Europea. Sulla base di quello che ci è dato di sapere, sulla base delle nostre analisi condotte finora. Ancora non abbiamo individuato questi errori palesi o manifesti. In questa situazione è necessario dimostrare, al di là di qualsiasi dubbio ragionevole, che ci siano problemi, per esempio, in merito alla qualità dei dati utilizzati per la valutazione. Quindi siamo disponibili ad ascoltare e sentire quelle che saranno le informazioni che ci saranno trasmesse e come già detto nella comunicazione abbiamo bisogno di informazioni specifiche che facciano riferimento a errori manifesti o a violazioni che vadano al di là di qualsiasi dubbio ragionevole proprio per portare avanti la nostra attività. Non avremmo alcun problema a portare avanti la procedura di infrazione in questo caso, ma per tutti i motivi già citati finora non è stata individuata alcuna violazione tenendo conto tutte le misure, tutti i passi compiuti nella procedura. Dobbiamo anche tenere conto che ancora non c'è un'autorizzazione finale, definitiva, e secondo la direttiva VIA si sa che ci devono essere una serie di requisiti rispettati, per esempio le autorità deve spiegare quelli che sono i risultati della consultazione pubblica e come sono stati tenuti in considerazione. Ultima osservazione, qualità dell'aria. L'Italia è stata condannata in novembre e dicembre dell'anno scorso per violazione degli standard in materia di qualità dell'aria. Questo è naturalmente dovuto alle emissioni di natura industriale, ne teniamo conto naturalmente e come sapete è l'anno della qualità dell'aria, quindi la Commissione sta studiando molto da vicino queste problematiche e tiene conto dei rischi di queste infrazioni orizzontali che possono coinvolgere alcuni di vari paesi, l'Italia è uno di questi paesi in questo caso, e abbiamo chiesto alle autorità nazionali di adottare tutte le misure necessarie per affrontare questi problemi. Grazie. Grazie per la presentazione molto analitica. Ora passiamo. Prima l'onorevole Klevasi. Sono Mojca Kleva, sono cittadina slovena, deputata slovena, però vengo dal territorio bilingue, vengo da Capodistria, la città confinante Trieste, dove questo progetto di rigassificazione
potrebbe essere realizzato se non facciamo qualcosa in tempo breve. Io praticamente vivo in questo golfo. Potrei, come cittadina slovena, sono direttamente interessata perché potrei vivere 400 metri dalla realizzazione di questi due impianti. E a mio parere l'intervento del rappresentante della Green Action e dell'organizzazione di Alpe Adria Green, che è un'organizzazione slovena, su queste petizioni è giustamente parlare oggi, prima delle di autorizzazioni finali di questo progetto, specialmente riguardo le questioni aperte della costruzione del terminale di rigassificazione. Per noi in Slovenia questo è un hot topic, come si dice, ne parliamo a tutti i livelli, ma a livello locale anche di più. La popolazione interessata in Slovenia e in Italia e in Croazia anche non ha ancora avuto la possibilità di esprimere il parere riguardo la pericolosità della realizzazione del rigassificatore in prossimità di altri impianti e per questo siamo tutti d'accordo che questa possibilità ci deve essere data. Questo dovrebbe essere un principio comune degli Stati che formano l'Unione Europea e io spero di avere la possibilità di votare almeno a un referendum su quello che va fatto nelle prossimità di dove vivo. Specialmente mi preoccupa l'informazione del rappresentante della AAG sulla falsificazione dello studio di impatto ambientale del progetto della Gas Natural riguardo le grandi pericolosità per gli abitanti nelle prossimità e che questi enormi danni dell'ambiente fossero intenzionalmente sottovalutati. Questo è un dato che è abbastanza grave. In questione c'è la validità delle valutazioni non sono solo all'impatto ambientale, ma anche dell'inquinamento marino, la sottovalutazione del rischio geologico e delle perturbazioni del traffico marittimo internazionale che anche per il porto di Capodistria, come per il porto di Trieste, è veramente importante. In questione mi interesserebbe ancora un po' anche se il rappresentante della CE è stato veramente chiaro e veramente ha preso del tempo, ci ha spiegato come la Commissione vede la situazione, però io avrei un dubbio riguardo la divisione del progetto in due parti, con due vie diversi. La prima è relativa al terminale di rigassificazione della Gas Natural, ma la seconda al gasdotto SNAM del collegamento alla rete gas nazionale italiana. In questo modo non si sono considerati gli effetti cumulativi del progetto, riducendone enormemente l'impatto ambientale. Almeno questo io ne sono sicurissima e credo che sia fatto esattamente per questa idea. Il mio paese, la Slovenia, ha avviato la procedura via e da quello che ne so, da quello che abbiamo sentito, ha espresso un parere negativo, almeno di quello che c'è scritto nei nostri mass media, perché molti documenti non sono ancora chiari, almeno per noi che leggiamo i documenti. A livello locale praticamente non c'è nessuno che crede più in questo progetto. I nostri comuni, il mio e altri due che sono direttamente interessati, praticamente hanno deciso di esprimere un parere negativo che da noi non è una cosa, non succede tutti i giorni, diciamo così. È veramente un grosso progetto. Io vorrei chiedere alla Commissione come custode dei trattati dell'Unione Europea forse un commento ulteriore. Grazie. Molte grazie. La signora si è spento il microfono. Thank you very much. Grazie. Anch'io vengo dalla Slovenia. Vorrei però evidenziare un fatto. Il terminale non è un problema solamente da un punto di vista regionale per la popolazione della regione, per la Slovenia, per i cittadini sloveni. La riapertura della relazione ambientale del Ministero dell'Ambiente italiano è molto eloquente. Il signor Giurastante
e l'onorevole Kleva hanno parlato di tutti i problemi procedurali, logistici, di sicurezza. Io vorrei dire che qui non stiamo parlando solamente delle procedure amministrative. Ci sono veramente delle gravi preoccupazioni ambientali. Non voglio ripetere quanto è già stato detto, però vorrei attirare la vostra attenzione su un aspetto in particolar modo, su il principale problema ambientale, secondo me, l'esistenza del mercurio nel mare Adriatico settentrionale. Un mercurio che si trova in questa parte settentrionale del mare Adriatico da molti anni. C'è questo deposito di mercurio e quindi se venissero realizzati questi piani ci sarebbero degli interventi sul fondale e c'è un grande rischio che il mercurio potrebbe entrare nell'ecosistema e potrebbe quindi essere sollevato dal fondale. Questo è un problema ambientale grave. Dal punto di vista poi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, credo che adesso ci siano nuovi dati alla mano. Sappiamo infatti che il progetto del South Stream sta continuando, sono stati fatti passi importanti in questa direzione, c'è anche il progetto di Nabucco e quindi credo che questi due terminali del gas liquefatto non rappresentino più un progetto prioritario per l'Unione Europea. In conclusione vorrei anche dire che c'è anche un altro rischio molto importante. La Slovenia può intervenire sul piano giuridico, può presentare una lagnanza, una denuncia solamente quando i lavori verranno avviati per questi terminali. Come ha detto la Commissione, la Slovenia deve aspettare l'autorizzazione finale per presentare ricorso e quindi vorrei veramente chiedere alla Commissione europea di intervenire perché questo non succeda. Grazie. Thank you very much. Grazie Mojca per il suo contributo al nostro dibattito. Now, looking to the... Ora, per i progetti, per coloro che non conoscono questi progetti, vorrei dire che nel 2008 avevamo a che fare con una situazione simile anche per il Nord Stream. Ora, su scala minore, ci ritroviamo in un contesto simile a quello del Nord Stream, ma nel mare Adriatico. Qui abbiamo innanzitutto un aspetto, la dimensione transfrontaliera di questo progetto, non risolto, non superato con un nuovo emendamento presentato dalla Commissione nella bozza di regolamento sulla valutazione ambientale. Ed è chiaro, è lapalissiano, il progetto non coinvolge solamente l'Italia. Mi dispiace dirlo, ma l'Italia non può imporre questo progetto contro la volontà e contro le competenze giuridiche della Slovenia e della Croazia. Ai sensi poi del diritto internazionale c'è anche lo status speciale di Trieste che deve essere preso in considerazione. Quindi la Commissione, per quanto riguarda queste valutazioni ambientali strategiche, queste non possono essere avviate senza prima risolvere questi progetti giuridici. Come si può infatti avviare una VIA o una VAS per un'entità che ha uno status particolare a livello internazionale? Nel caso del Nord Stream è stato obbligatorio ogni paese coinvolto direttamente o indirettamente doveva accettare giuridicamente lo studio di impatto ambientale. Nessuno studio di impatto ambientale può essere considerato valido prima che venga accettato da ogni Paese membro, inclusa la Slovenia. Poi è anche
evidente che alla luce della complessità di questo progetto, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista ambientale, è fondamentale prendere in considerazione la valutazione ambientale strategica, la VAS e l'approccio integrato anche, perché qui non stiamo parlando solamente di una valutazione ambientale strategica o della VIA, ma di un approccio strategico che deve essere affrontato già da ora. Quindi la Commissione può intervenire per definire il quadro nel quale si deve muovere questo progetto molto complesso in vista di un'eventuale autorizzazione e di una eventuale esecuzione. La Commissione deve avviare queste fasi iniziali e se non lo fa non può dire alla fine beh, è stato il destino, è successo. Non si valuta poi il problema della sicurezza. Chi si occuperà del rischio terrorista, per esempio, per questo genere di progetto? Quali forze aeree se ne occuperanno? Le forze slovene, le forze italiane, le forze comuni, la NATO, l'Unione Europea? È un vuoto, non si sa. È un problema. Nel caso del Nord Stream, chi può entrare nelle acque nazionali? È un problema di sicurezza che va affrontato. Quali mezzi militari, quali mezzi tecnici verranno impiegati per affrontare questo genere di problema? O per esempio le catastrofi, la valutazione del rischio se c'è una catastrofe, come è successo nel Golfo del Messico. Chi se ne occuperà? Con quali strumenti tecnici? E in conclusione, non si è spesa neanche una parola per parlare delle garanzie giuridiche e delle compensazioni, degli indennizzi, se ci sarà una catastrofe. Questa società, questo operatore, questo investitore ha la capacità, la responsabilità giuridica per coprire tutte le compensazioni giuridiche e finanziarie se succederà qualcosa? Non se ne è parlato. Neanche una parola spesa su questo tema. Per fortuna, o forse per sfortuna, la commissaria dell'ambiente è slovena. Però spero che con questo nuovo caso il commissario Potočnik finalmente affronterà questa dimensione transfrontaliera dei progetti. La Commissione europea dovrebbe avere una voce in capitolo vincolante, perché altrimenti non avremo margine di manovra, non potremmo dire nulla e a quel punto gli impegni economici onnipotenti prevarranno contro gli interessi comunitari, contro gli interessi di alcuni Paesi membri e quindi è fondamentale che la Commissione europea affronti la questione da un punto di vista giuridico con gli strumenti adeguati. Grazie. Grazie, onorevole Bostinaru. La petizione deve rimanere certamente aperta, aggiunge l'onorevole Bostinaru. La Presidente certamente rimarrà aperta, c'è effettivamente un voto giuridico che però riflette un po' l'integrazione europea, perché i paesi non sono dei Paesi membri isolati, sono membri dell'Unione Europea e quindi sicuramente la Commissione deve intervenire. Mi è stato detto che sono state inviate delle lettere a entrambe i governi, sloveno e italiano. L'onorevole Bostinaro interrompe la Presidente. No, ma mi scusi, ma la Croazia non è ancora un membro formale dell'Unione Europea, però dal punto di vista giuridico la Croazia ha siglato e ratificato tutti gli aspetti giuridici relativamente allo status di Paese membro e nella giurisprudenza, una volta che le leggi vengono ratificate, hanno delle conseguenze giuridiche, quindi la Croazia dovrebbe
essere considerata alla stessa stregua e dovrebbe essere coinvolta nelle nostre comunicazioni e nella nostra comunicazione epistolare, perché se la Croazia accetta di essere parte di questo progetto deve anche far fronte ai propri obblighi. La Presidente, quindi lei è d'accordo? Inviamo una lettera alle autorità italiane, slovene e croate, quindi, e teniamo aperta la petizione. Va bene. Si spegne il microfono della Presidente, purtroppo.